Buongiorno a tutti. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo ritrovati qui, sempre a parlare di karate. E io non mi sono dimenticata comunque di quello che ho detto, e cioè si è parlato anche di introdurre dei corsi nelle scuole. Perché quando si parla di karate, che tradotto, correggetemi, è lo sport a mano vuota, cioè a mano disarmata. Se si chiama così, dico, ci sarà un perché. E il perché lo troviamo in quelli che sono poi gli insegnamenti di questa che è uno sport, ma una disciplina molto importante, perché il karate è sinonimo di rettitudine, di riconoscenza. Il karate è prima di tutto capire se stessi per poi mettersi a disposizione degli altri e capirli gli altri. Il karate è affrontare i sacrifici e resistere agli sforzi senza arrendersi. È una scuola di vita e io sono profondamente convinta che questa disciplina dovrebbe addirittura diventare una vera e propria materia di insegnamento. Ciò detto, io oggi voglio annunciare che questa settimana inizieranno i campionati mondiali giovanili di karate nella città di Jesolo. Per questo ringrazio per la presenza l'assessore del comune allo sport del comune di Jesolo, Martina Borin, che è venuta con delega del sindaco di Jesolo. Ringrazio il collega Pavanetto per la presenza. Ringrazio soprattutto il maestro Davide Benetello, presidente della Federazione Italiana, l'ingegner Antonio Spinos, presidente della Federazione Mondiale, e i qui presenti segretario generale mondiale Toshi Nagura e Davor Cipek, assistente segretario mondiale del World Karate Federation. Bene, nel rinnovarvi il mio benvenuto qui nel palazzo della nostra sede del Consiglio della Regione Veneto, darei intanto la parola all'assessore allo sport. Prego. Grazie mille. Io intanto naturalmente vi porto i saluti del nostro sindaco Christopher De Zotti e di tutta l'amministrazione comunale. Devo dire che per Jesolo essere la prima città italiana meta del Mondiale di Karate è sicuramente un onore, ma rappresenta anche un naturale sviluppo del rapporto di collaborazione che abbiamo appunto con il karate, visto che da diversi anni siamo meta della Youth League, che comunque è un evento di portata internazionale ed estremamente importante. Il Palazzo del Turismo, che è il luogo dove si svolgerà questo evento, è una struttura particolarmente adatta per lo svolgimento delle gare anche di portata e di respiro internazionale combattentistiche, e Jesolo ha sempre puntato quindi a diventarne un punto di riferimento. Gli sport da combattimento, contrariamente ai luoghi comuni, sono sport che incarnano nella maniera più piena quelli che sono i valori dello sport, e sicuramente il karate fra questi ne è un esempio. Serve una grandissima preparazione atletica, una preparazione fatta di grandissimi sacrifici, ma serve anche una grande preparazione mentale, perché il karate insegna a sopportare diverse sconfitte, a cadere e sapersi rialzare. Quindi diciamo che noi cerchiamo di promuovere il più possibile questo tipo di sport e con oggi sicuramente abbiamo raggiunto un grandissimo traguardo. Jesolo ha vinto il titolo di città dello sport nel 2025. Quindi trovo che questa collaborazione con la Regione, questo patrocinio che viene concesso congiuntamente dal Comune di Jesolo e dalla Regione, ma come avviene anche in altri eventi sportivi, sia un importante simbolo, come il luogo scelto per la conferenza stampa di oggi. Un po' per il passaggio di bandiera, sappiamo che la Regione Veneto è attuale detentrice del titolo di Regione Europea dello Sport, che quindi passa a Jesolo la bandiera nel 2025.
Questo sarà un evento storico, ripeto, è per la prima volta che abbiamo mondiale in Italia e la città scelta è Jesolo, città veneta. Quindi io spero di ritrovarvi tutti durante questo weekend quando si svolgeranno appunto le finali e buon combattimento. Grazie Assessore Borin. Chiamerei ora il maestro Davide Benetello. Sì, si diceva Regione Veneto, Regione dello Sport 2024, direi che l'impegno c'è tutto, grazie appunto anche alla collaborazione tra la Regione Veneto, che ha in parte comunque finanziato con il Comune di Jesolo questo evento e insomma siamo veramente orgogliosi che una disciplina così importante sia qui oggi a presentare il proprio campionato mondiale. Prego maestro. Grazie dottoressa Scatto, grazie all'amministrazione di Jesolo per il benvenuto, grazie al sindaco De Zotti, grazie Martina, grazie Lucas. Sono molti anni che lavoriamo per questo evento e hai fatto bene a sottolineare che questo è il primo campionato in assoluto mondiale organizzato in Italia. Siamo esperti di organizzazioni a Jesolo con il vostro supporto per la Youth League, che ogni anno batte i record mondiali di iscritti. Ho la fortuna di girare il mondo e sentirmi dire che Jesolo è una delle organizzazioni migliori al mondo mi fa veramente felice come presidente nazionale. Parlerò anche un po' in inglese così il mio presidente mi capisce. I would like to speak also in English. Dr. Scatto and Jesolo authorities and the Work Art Federation President Antonio Spinoz, General Secretary Toshi Nagura, Assistant General Secretary Davor Zipe, thank you so much. As you well know, this is the first time that Italy Federation has the honor to host a World Championship. This was a kind of my dream from the really beginning, and to have a World Championship in the city where I was born. I was born in Jesolo 52 years ago, and I like to say to the Italians around the world that I was born on the sand. I grew on the sand of Jesolo, and this why my dream is coming true. I would like to speak at the end of the championship, but this dream is approaching closely and step by step. Thank you also to the local organizer Multisport Veneto that trust in my dream, and we share a dream from the really beginning to have the World Championship in Italy. The region is very well prepared to host this championship, and we are very proud also to have a side event of the World Championship. Yesterday we organized an international para-karate championship in Mestre City, and we organized also a meeting of traditional karate in Chioggia, and we have the big event in Jesolo. 113 countries, already almost 2,000 athletes registered, and we have also the Congress with more than 100 National Federation presidents on Tuesday afternoon. So we are ready, and we thanks all of you, first of all, Mr. President, to trust in the Italian Federation and to trust in our organization during the years. For the moment, it's all. I wish a wonderful World Championship to everybody, and welcome to Italy, welcome to Venice, and welcome to Jesolo. Thank you. Grazie maestro Davide Benetello, presidente della Federazione Italiana. Abbiamo ora l'ingegnere Antonio Spinoso, presidente della Federazione Mondiale. Thank you, Ms. Francesca Scatto, consigliere regionale, Ms. Martina Borin, Jesolo Sports Administrator,
Lucas Pavanetto, Jesolo Council Chairman, President of the Italian Karate, Davide Menetello, distinguished guests, dear friends. For me, it's again a pleasure to be here in this outstanding scenario. I was in the month, and many of you remember, in the month of December of last year with the presentation of this big event. And it's again a big pleasure to be here with all of you and to be here in Jesolo, in Venice, for a whole week, because the championships are starting on Wednesday. But again, already today we have a lot of activities. As Davide has been saying, we have more than 100 countries, almost 2,000, if not 2,000, almost 2,000 athletes from the 5 continents, hundreds of referees, hundreds of coaches, members of delegations, so many parents and relatives of the children that are coming here from the whole world. And it's a huge event. Tomorrow we have the executive committee meeting, the first one. We have a congress of more than 100 representatives of the whole world will be in the congress tomorrow in Jesolo. So for us it's an outstanding event. And as I said before, and I say every time that I have the opportunity to present this event, this event is something special for me. It's the biggest event of all the World Championships that we have in the World Karate Federation. But it's a special one for me. When I was first elected in Rio de Janeiro, I never forget, in 1998, a long time has passed since then, president of the World Karate Federation, we only had the World Senior Championships by that time. But already the need of giving this opportunity to the young people was there. And very quickly, we established the first World Championships for junior cadets, not yet under 21, but was by that time junior and cadets, 14, 15, 16, 17 years. And at the end of 1999, so 1 year after, we could make in Sofia, in Bulgaria, I'll remember, the first World Championships for junior and cadets. And since then, we have been going on every 2 years. Every 2 years the seniors, every 2 years the juniors. And the championships have been increasing. We saw the need of establishing what we call the Youth League, which is, again, the biggest event or the biggest league that all the events that we do in the World Karate Federation. And also, Jesolo is also one of the hubs of this Youth League. We'll have the Youth League of Jesolo in the month of December. We have it every year since maybe 8 or 10 years. And every time it's bigger and bigger and more successful. So at the end, these championships, as I say, is a very special event for me. And I'm looking forward to enjoy with all of you this week in Jesolo in Venice. Thank you to the Italian Federation and to the authorities of Venice and Jesolo for giving the right conditions to host this event. To the Italian Federation, very especially, thanks, Davide, because it's a real pleasure to work together with your federation, with the Italian Federation. We have the opportunity to be every year, twice, 3 times, 4 times, organizing big events, 2 times World Championships. And believe me, the difference of working with a federation like the Italian Federation, so solid organization, so big organization, and so experienced organization, is a real pleasure to be able to progress together and to offer to the whole world, because we are offering an event to the whole world in the right conditions, in a level playing field. And we will see this in the next days to come. So thanks again to all of you for making this event possible. And I look forward to enjoy with all of you this week in Jesolo in Venice. Thank you.
sono interventi? Sì, chiedevo se ci sono domande da parte della stampa o... Intanto ho dimenticato di portarvi i saluti dell'assessore Francesco Calzavara, che per impegni istituzionali non può essere presente oggi, e naturalmente quelli del nostro governatore Luca Zaia. Se non ci sono domande, interventi, io non posso che ringraziarvi ancora, dire che ci vedremo assolutamente venerdì. Buon inizio di questo campionato e io spero che ci saranno altre occasioni in cui ci possiamo incontrare, magari per annunciare che siamo riusciti a fare insieme questo progetto di coinvolgimento nelle scuole in maniera proprio, e ci tengo nuovamente a sottolinearlo, mi scuserete, proprio sistematico, cioè non intendo il corso fatto così 2 o 3 ore al mese che poi vanno perdute, ma io credo che proprio l'insegnamento del karate, io credo che i nostri ragazzi oggi, fin dall'età più tenera, ne abbiano veramente bisogno. Ne abbiamo bisogno tutti, però magari cerchiamo di essere vicini a loro con questa meravigliosa disciplina, perché è una garanzia di crescita. Ecco, mi piace concludere così. È una disciplina che costituisce una garanzia di crescita per le future generazioni. Grazie ancora per tutto quello che fate, per il grande lavoro e il grande impegno in tutto il Paese. Grazie.